Quinto anno, il nostro quinto appuntamento, come dicevi, è molto importante per noi, è molto importante anche proseguire oltre questo quinto anno, perché diciamo così, il territorio e la Sardegna dal punto di vista sportivo ed economico ne gioverà sicuramente. Gli impegni, diciamo che nei mesi da dicembre, cioè nei mesi invernali, tutti i team, la maggior parte dei team vengono qua, diciamo, a svernare, a allenarsi qua a Riole e altre piste anche della Sardegna, e quindi insomma crea tutto questo indotto e questo interesse sino alla tappa del mondiale. Chi viene qua trova intanto il clima. È la sabbia di Riola, che è una sabbia insidiosa, però è insidiosa, ma allo stesso tempo è quella che serve per testare le moto e anche il fisico dei piloti. E poi c'è il clima, loro amano il clima, amano il mare, amano la nostra zona che l'hanno scoperta perché effettivamente loro tutti quanti conoscevano soltanto i nostri, diciamo, centri famosi al nord e al sud della Sardegna e non conoscevano assolutamente la nostra costa. Adesso l'hanno molto apprezzata, tant'è vero che tanti vengono qua in vacanza.